Un modello che diciamo è virtuoso anche in virtù del fatto che poi tutta una serie di prodotti diciamo di cosiddetto di scarto, ciò che rimane viene poi ovviamente anche trasferito in altre regioni o comunque in altre parti d'Europa. Così Alessandro Bratti, direttore generale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sul modello della raccolta rifiuti Veneto e Trevigiano balzato alle cronache nazionali nei giorni della polemica sui termovalorizzatori in Campania. Bratti presente al forum sui rifiuti promosso da Legambiente. Bene differenziare, ma se il prodotto recuperato è troppo, ecco che nascono altri problemi come i roghi che si sono succeduti negli stabilimenti di trattamento veneti. Di natura in buona parte colposa, forse qualcuno anche doloso, ma questo lo stabilirà l'autorità giudiziaria, che hanno investito pesantemente questa regione, così come hanno investito la Lombardia. Questo in parte è anche dovuto al fatto che si è chiuso un mercato importante, che era il mercato della Cina, che assorbiva una gran parte di materiale plastico, diciamo, di scarsa qualità. Per cui si è assistito a questi accumuli, a volte oltre le autorizzazioni in questi impianti, e poi a questi incendi che hanno causato vari problemi. Smaltimento scorretto dei rifiuti, interramenti, discariche abusive, temi di stretta attualità anche in questi giorni, con indagini e sequestri, salvo poi assistere a epiloghi come quello del caso Vidori, padre, figlio e tecnico dell'azienda di Vidoro assolti dopo 8 anni perché il fatto non sussiste. In alcuni casi è stato anche dimostrato che alcune situazioni che poi sconfinano per forza in un delitto o in una contravvenzione di natura penale derivano anche da una normativa abbastanza farraginosa. E mentre in Veneto si firma un protocollo di collaborazione per la legalità e sostenibilità ambientale nell'attività di bonifica, al forum di Legambiente si è parlato anche di rischio di infiltrazioni delle ecomafie. Questo non è stato mai un territorio immune da fenomeni criminali e devo dire che tutte, non solo le edizioni del rapporto ecomafia di Legambiente dal 94 ad oggi, ma anche tutte le relazioni sul Veneto della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti hanno raccontato appunto quali sono stati i profili criminali attivi in questa regione che vanno conosciuti e oggi finalmente possono essere anche sanzionati grazie alla nuova legge.